buongiorno al governatore del Veneto Luca Zaia. Perché è così importante questa nuova superstrada? Perché sostanzialmente risolve un problema di collegamento tra la provincia di Treviso e quella di Vicenza. Sono 36 comuni coinvolti, 94 km e mezzo di strada e daremo lavoro a circa 3.000 persone per 5 anni. Marostica, eccola! Eccola, siamo di fronte ad una delle eccellenze dell'enogastronomia veneta, della produzione agricola. In Veneto abbiamo 350 prodotti tipici e diremo che la ciliegia di Marostica assieme a un paniere di prodotti d'eccellenza sono i nostri grandi biglietti da visita. Qui la strada interessa la campagna della località di San Simeone. Vediamo le fattorie residue a sud e a nord. Questo qua è un attestamento di terra mio, porta via poco, ma per quanto poco porta via è sempre tanto, perché la terra per me è strumento di lavoro, strumento di reddito e va bene, me la pagano per carità, non il suo giusto prezzo magari, però è sempre un reddito che mi viene a mancare del lavoro. Un'azienda che subisce un esproprio si trova a subire una serie di danni che non sempre vengono giustamente quantificati e risarciti nell'indennità da esproprio. Oltre alla perdita di superficie si trova molto spesso a vedere stravolta la propria viabilità aziendale e la propria rete idrica aziendale, quindi con maggiori costi e con un aumento delle tarie di coltivazione. Il tracciato della Pedemontana interessa una parte del nostro territorio caratterizzata dalla presenza di un'agricoltura specializzata. Io coltivo biologico qui in azienda agricola, è un biologico seminativo, facciamo mais, frumento. L'asse stradale attraverserà nel bel mezzo questo appezzamento in regime biologico. Oltre ai margini della strada imporranno delle fasce di rispetto. Quindi voglio dire, una produzione del genere, un'economia che stava nascendo potrebbe essere seriamente compromessa. Di fatto questo è un punto interessante perché vediamo l'impatto paesaggistico della Pedemontana. Alle mie spalle la collina di Trissino con il castello e il tracciato dei colli orientali della Valle del Lagno. In un momento di gravissima crisi economica distruggiamo questa campagna ad altissima vocazione agricola per far spazio a un'autostrada che è il raddoppio della A31 già esistente. Asolo, la stiamo vedendo in questo momento. È magnifica e c'è da dire che Asolo per noi rappresenta la perla, rappresenta i fasti della Repubblica Veneta, 1000 anni di Repubblica Veneta. La cosa grave è che da ormai 6 anni noi abbiamo presentato dei progetti alternativi, non siamo mai stati ascoltati e questa situazione l'abbiamo anche riscontrata in altri casi, come per Villa Fanna, il cimitero monumentale Brion e il mulino Caberlotto, che è un'altra emergenza culturale, tutte situazioni che non sono state curate in modo soddisfacente. Nella politica regionale c'è scritto che si vuole tutelare l'ambiente, si vuole tutelare la storia, la cultura, eccetera, ma questi sono atti che vanno assolutamente al di là e anzi contrari direi rispetto a questa impostazione. Ottobre 1 novembre 2010, l'ultima alluvione del Veneto. Presidente, che numeri ci sono stati? Sono date per noi da dimenticare. 500.000 persone coinvolte da questa ultima alluvione, dice bene Eleonora, perché noi ereditiamo poi l'esperienza dell'alluvione del 66. ...227 comuni coinvolti, ma soprattutto ricordiamolo, 3 morti durante questa alluvione. Su Vicenza, vero? Vicenza e Padova.
Il territorio veneto ha una particolarità, fiumi pensili, significa che i fiumi corrono al di sopra del piano campagna, tant'è vero che il paesaggio veneto è il paesaggio degli argini. Un appello anche agli amministratori locali è l'utilità dell'opera, considerata indispensabile per risolvere il problema della viabilità. In realtà lo peggiorerà in maniera drastica. I caselli saranno uno ogni 6 chilometri, mentre adesso le immissioni nella Gasparona, per dire, sono mediamente uno ogni chilometro. Questa ferrovia collega Castelfranco con 6 grossi centri, rispettivamente Bassano, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso e Montebelluno. Il progetto della Pedemontana si occupa prevalentemente dei collegamenti est-ovest e non riesce a integrare gli altri movimenti che sono necessari per collegare questi insediamenti. In tutto questo sono stati trascurati i collegamenti nord-sud e il collegamento con il sistema ferroviario, che non prevede in nessun luogo l'integrazione di cui abbiamo parlato prima. I comuni attraversati dal tracciato della Pedemontana sono 36, ma sono circa 200 che sono interessati al progetto ed è difficile riconoscerne uno che veda risolti i propri problemi. Il coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa ha preparato, confezionato anche dei ricorsi, perché le strade non possono essere fatte con la legge sulla protezione civile, tantomeno nominare un commissario per bypassare tutte le leggi, prendere le accorciatoie. Già abbiamo dei riscontri positivi al TAR Lazio, la Regione Veneto ha chiesto la sospensiva dell'effetto della sentenza, comunque noi siamo fiduciosi sull'esito finale perché la sentenza e anche il dibattimento è stato ben argomentato con pareri della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e dello stesso Consiglio di Stato. È ben difficile che un Consiglio di Stato vada contro una giurisprudenza già consolidata. Siamo convinti che questo sistema di progettazione e di finanziamento delle opere pubbliche costituisca un debito per 2 ragioni. La prima riguarda il fatto che le opere sono finanziate in minima parte dal contributo regionale e in massima parte dal privato, il quale viene ripagato dal proprio investimento senza nessun rischio di capitale. La seconda questione è relativa al trasferimento di fondi comunque che la Regione dovrà fare proprio per garantire il rientro del proprio investimento al privato, e questo è un debito che si prolungherà per tutto il tempo dell'esercizio della concessione. Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa ha immaginato la riduzione del tracciato e il reimpiego dei risparmi per immaginare la connessione ferroviaria tra la Pedemontana ridotta e una possibile ferrovia che in parte è già esistente ed in parte può essere riprogettata. Il rapporto assente tra appunto le amministrazioni locali e diciamo così, chi ha tracciato la Pedemontana. È evidente che i sindaci sono stati totalmente succubi di un'autorità regionale che ha imposto loro delle scelte. Quindi i sindaci non hanno fatto nulla per opporsi e neppure le categorie produttive hanno fatto nulla per pensare che fosse possibile fare una strada diversa. Perché quando tu chiedi poi ai sindaci singolarmente, e noi siamo stati diverse volte ai sindaci, e anche alle categorie produttive, c'è il silenzio, cioè viene dato per scontato si deve fare una porcheria, perché questa è una porcheria, e non si può fare una strada diversa, ci sono 1000 modi di fare una strada diversa. Noi abbiamo fatto già delle proposte, noi non siamo quelli che vanno a dire no, facciamo proposte concrete, ma nessuno ci ascolta. Allora a questo punto faremo un dossier in 4 parti che sarà composto per ogni parte del territorio da Montecchio a Spresiano e lo porteremo all'attenzione delle autorità e anche del Presidente del Consiglio dei Ministri che è Mario Monti e anche di Passera, Ministro delle Infrastrutture.